frattempo vi faccio i complimenti per il Palazzo Comunale, che è molto bello, molto funzionale, una sala bellissima questa, e quindi questo già è lavorare, perché il municipio è un po' la casa di tutti, è la casa dove appunto il riferimento di tutti, e quindi è un biglietto da visita, credo, anche per una città, e quindi avere una casa municipale più che dignitosa come è questa, funzionale, credo che sia un biglietto da visita molto importante, anche dal punto di vista dello sviluppo. Buonasera, ringrazio innanzitutto Sua Eccellenza della presenza, il Sindaco che avete invitato, e saluto tutti i partecipanti. Come ha già esposto il Sindaco, i problemi sono quelli, insomma, della Sardegna, insomma, sono poi magari la provincia di Oristano, come ha detto lei, certo è la Cenerentola della Sardegna. Noi auspichiamo che, insomma, con lo sforzo di tutti, tutta la comunità, si possa pian piano, visto anche la nuova amministrazione, quindi con nuove idee magari, con i giovani che ne fanno parte, si possa trovare motivo di sviluppo per la nostra piccola comunità. Ripeto, i problemi sono questi, le infrastrutture, soprattutto come le strade, il fiume soprattutto in questo periodo ci fa paura. È richiesto lo sforzo di tutti i giovani soprattutto, e anche delle persone, non dico anziane, però insomma delle persone con una certa età che hanno la loro esperienza e possono dare consigli utili a tutti. Niente, confidiamo nel vostro interessamento per cercare appunto di sviluppare la nostra piccola comunità nel migliore. Siamo alla sede del Comando Stazione dei Carabinieri. Noi abbiamo avuto per diversi anni la caserma dei Carabinieri a Nostra Massa, con la quale ovviamente tra le amministrazioni, tra istituzioni si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione. Abbiamo a memoria un bellissimo ricordo del periodo nel quale appunto potevamo avere a disposizione e noi potevamo essere a disposizione appunto delle forze dell'ordine. Adesso attraverso diverse interlocuzioni anche avvenute tra istituzioni, attraverso anche alcuni passaggi di condivisione con la popolazione, con i cittadini, la cittadinanza di Nostra Massa ha più volte espresso anche all'amministrazione la sua esigenza di poter nuovamente allestire ed avere una sede che possa essere appunto confacente alle esigenze perlomeno di un ufficio o di una presenza dell'istituzione stessa, per cui attraverso una serie di passaggi e di chiacchierate anche informali io rincuoravo un attimino sulla possibilità nei prossimi anni di riuscire a trovare una soluzione, ma confido anche appunto nella buona disponibilità di Sua Eccellenza per riuscire a risolvere un problema che è fondamentale non nella misura della sicurezza sociale, perché la nostra Massa, come avrà potuto notare, non è un paese che ha esigenza di una maggiore sicurezza sociale, è un paese in realtà che ha bisogno della presenza delle istituzioni per continuare a rimanere vivo. Questo è fondamentale per evitare quel fenomeno di decadimento socioculturale che in realtà poi è l'unico vero nemico contro il quale ci dobbiamo confrontare. Ecco, questa è una piccola parentesi che mi faceva piacere annoverare fra le... Da poco, ecco, quindi mi pare che adesso è a Mogoro, no? Sì. Quindi è stata fatta una valutazione a suo tempo, evidentemente, che riteneva non indispensabile la presenza della caserma qui a Nostra Massa. Certo, è chiaro che bisogna sempre vedere un attimo, rivedere poi nel momento in cui dovessero cambiare i presupposti e le esigenze io credo che comunque l'Arma sia sempre presente, perché sì. ha per la diffusione capillare che ha sul territorio. Io capisco anche il senso del suo discorso, più che altro più che avere un presidio dal punto di vista della sicurezza, era un riferimento
della presenza dello Stato, di una istituzione sul territorio. E questo è importante e significativo. Io so che questi comuni hanno bisogno, ecco, della vicinanza delle istituzioni. Quindi il mio obiettivo è proprio questo, quello di stabilire un rapporto che sia molto stretto, un rapporto di collaborazione e di vicinanza, in maniera tale che nessuno si deve sentire isolato, ecco. Ed è anche, come dire, intelligente, perché dà la possibilità effettivamente di, come dire, per chi è fuori, di avere conoscenza di quello che accade e di quelli che sono i discorsi, gli umori dei cittadini. È interessante, complimenti. Grazie. Io sono la presidente della cooperativa Sersela, che gestisce il museo Morus, che come diceva il sindaco è l'unico in Sardegna, in Italia e addirittura in Europa che rappresenta la storia delle incursioni barbaresche in Sardegna. Avremo piacere che potesse visitarlo, ma non so se avrà il tempo, se le rimane il tempo ci farebbe davvero piacere, appunto, tanto è qui vicino, il museo si trova nell'ex Monte Granatico. Noi siamo in forze, diciamo, da circa 10 anni, gestiamo il museo da circa 10 anni, dopo una gara d'appalto, successivamente adesso sentiamo il museo come una cosa nostra e sinceramente ci dispiacerebbe che qualcun altro prendesse il nostro posto, anche perché siamo, dico nostra mazza, ripeto, il museo è diventato una cosa quasi nostra, la sentiamo appunto nostra. Cosa dire? Siamo 4 socie, 4 donne, ci siamo formate in cooperativa dopo un percorso di formazione circa 10 anni fa e appunto, come dicevo prima, abbiamo partecipato alla gara d'appalto, l'abbiamo vinta e siamo ancora lì. Il nostro sogno è che il museo possa crescere, anche se ha avuto un periodo di stallo, perché appunto un po' per i tagli, un po' perché diciamo ci sono delle cose prioritarie e quindi è stato lasciato un po' in secondo piano, ma non per volere sicuramente delle amministrazioni, ma perché appunto c'erano delle cose che andavano fatte prima che seguire questo. Fu un'epigrafe ritrovata a Sersela, nel villaggio scomparso qua vicino, che poi è il villaggio che è stato assorbito dalla nostra mazza alla fine del 1700. Questa epigrafe fu lasciata da uno scampato del villaggio di Uras, che raccontò di essere sfuggito da quel villaggio nel 1515 perché quel villaggio fu invaso dal pirata Barbarossa. Questa stele è attualmente depositata nella chiesa di San Paolo, ha circa 500 anni, è rimasta lì per 500 anni appunto, e poi è stato il seme che ha fatto crescere l'idea di un museo delle incursioni barbaresche in Sardegna, al quale ha collaborato, quindi il quale è stato realizzato e ideato preliminarmente dalla professoressa Barbara Fois, docente di storia delle istituzioni medievali all'Università di Cagliari, e da Giorgio Pedicini. Lui è il presidente e l'hanno fondata lui nel 1953, vero? Il 53, nel 1953, e tuttora è ancora lui. Pensi che ha 97 anni e quindi ancora regge questa associazione che ancora vive con nostro. Gli auguriamo però devo dire che sono rimasto molto sorpreso dell'accoglienza, affettuosa, devo dire, e cordiale, e nello stesso tempo solenne, perché il sindaco ha avuto la cortesia di presentarsi con la fascia e di convocare il consiglio, quindi sono veramente grato. Grazie. È stato proprio il Parco di Sardegna che poi l'ha citato un po'. Questa è la traduzione della stella dell'epigrafe del 5 di aprile 1515, Esta está la espada a Villa de Uras, è stata distrutta la Villa di Uras, de manos de turcos e moros, da parte, e fu di capitano ed era capitano dei moros Barbarossa, che pare tra l'altro fosse uno dei due fratelli, perché i pirati famigerati Barbarossa erano ed erano
meno esposta all'umidità. Sì, penso di sì. Bellissimo. È stato restaurato qualche anno fa. Germania è andato sulla Cina invece di abbiamo recuperato invece di portarlo in terrazza Forse perché era già preso il non c'è traccia. dite la verità, poi prendi,